Mire che filmati sembrano umili, si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. No, io direttamente in chiesa, non da casa. Camminano più piano, altrimenti arriviamo molto prima. E altrimenti iniziamo in anticipo e qualcuno arriva a risultato. Quando arriviamo
canto d'ingresso.
il Santo Padre Giovanni Paolo II, per il nostro vescovo Piano Pia, per tutti i vescovi della Chiesa, perché lo Spirito di Cristo li illumini e li guidi sempre nel loro servizio pastorale, per far giungere la voce di Cristo a tutti i fratelli, vicini e lontani, preghiamo. Per il nostro parroco, sia instancabile nel portare Gesù a tutti i sanverelli, per le catechiste che con tanto amore e pazienza si sono impegnati a far conoscere Gesù e la sua dottrina, preghiamo. Per la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, a Dio e tutti i popoli, che ancora non conoscono la luce del Vangelo e vi renda partecipi dei misteri
che le fotografare? Ho dovuto farmelo un cambio. Forse non sento la voce dei bambini da prima comunione, sono cantati.
pietà. Signore pietà. Signore pietà. Signore pietà. Signore pietà. Del Santissimo Divinissimo Sacramento. Per il tuo insegno dell'amore. Preghiamo per tutte quelle coppie che stanno attraversando momenti di difficoltà conjugale. Che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Preghiamo per questi bambini che oggi hanno ricevuto per la prima volta l'Eucaristia, perché sia
pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. La preghiera, una termine. Sono stesso allenamento di Gesù, che va a cercare e non si stanca, finché tutte le sue pecore ritornano nell'uvile. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo per le famiglie provate dal lutto e che ancora sentono la tragedia, perché siano sostenuti dalla potenza della parola di Dio. Io sono la risurrezione e la vita. Signore, tu sei la vita eterna. Signore, tu sei la vita eterna. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Signora, per favore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Tanto ergo sacramento, ed anticum documentum, nuovo celari tui, preservire suplementum, sensu
concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli, di innalzare un canto di lode all'agnello presente per noi in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stamattina avete ricevuto Gesù per la prima volta. Bambini maleducati, a questi siete venuti da tardi. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Preghiamo per tutte quelle persone segnate dall'assenza di cari, di familiari, Che sono nel mondo
e cioè l'Eucaristia, il corpo e il sangue di Gesù per la nostra salvezza, il cibo del nostro cammino verso la vera pace, il paradiso. Rispondiamo a questa generosità del Signore chiedendogli il perdono di tutte le nostre cose. Confesso al Dio Onnipotente e a voi che ho fatto peccato di pensieri, parole, omissioni, per mia cosa, mia cosa, e supplicate a sempre Vergine Maria, di autorizzarmi e vostre di pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Per il nostro parroco, sia instancabile nel portare Gesù a tutti i San Benedetto, per le catechiste che con tanto amore e pazienza si sono impegnati a far conoscere Gesù e la sua dottrina, preghiamo. Nella Chiesa, guidata dal Spirito Santo, a Dio i popoli, che a noi conoscono la luce del cielo, e diventano tutti i dei suoi giudici pregano.
Per primi riceveranno i bambini il corpo e il sangue di Gesù per l'inizione. Poi anche ciascuno di noi riceverà l'Eucaristia sotto le stesse benedizioni.
Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, e tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Questo pomeriggio alle 18 sarà la Santa Messa del Figlio e Spirito Santo. Se volete,
marine, il mare che scintilla, con i nuraghi e sulaghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai.